In collaborazione con Siamo qui in questo splendido posto, Villa Trepanoce, bellissima, è un luogo straordinario e qui ci aspetta Armando Zanotto per le nostre trasmissioni Casa Zanotto. Però vedo arrivare una macchina splendida, che cos'è? E poi scende una splendida ragazza. Ciao Anna! Ciao, benvenuta. Ciao, cosa mi hai portato oggi? Ti ho portato un cadeau speciale, il nostro prosecco col fondo. Bellissimo, e noi ce lo berremo oggi. Assolutamente, andiamo a divertirci ad Allora, abbinarlo. mettiamolo qua e vediamo qui, c'è Buongiorno. anche questo signore che ti ha portata. Io sono Thomas della Carraro. Bene, e ci hai portato, vedo... Una bella macchina. Una bella macchina, sì. Questa è una Mercedes. Naturalmente rimane a nostra disposizione. Questa è una delle cose che vedremo. Va bene, vedremo, noi siamo di più. Questa è una CLA, ok? Una coupé sportiva di Mercedes, una delle ultime nate, ha un motore 2000 diesel, 150 cavalli, super efficiente. E questa particolarmente è molto bella perché fari full LED, tetto panorama, pacchetto night, è una delle versioni più belle che si può acquistare di questo modello, ecco. Potrei portarti a fare un giro anche. Assolutamente. Che cosa ne dici? È straordinaria. Bellissima. È bella. Ma d'altronde Ruggero non ci porta che dei gioielli qui. Bene. E adesso andiamo a trovare il nostro amico Armando. Andiamo. Armando, guarda che straordinaria tavola che ci hai preparato, guarda che roba. Parleremo delle ricette, delle prossime ricette, parleremo del radicchio di Treviso, qui il fiore che si mangia, e della rosa di Castelfranco variegata, ma una rosa l'avemo qua. Andiamo già qui. Che è la Anna. Certo, Ciao Anna, certo. come stai? Ciao, E allora noi tutti insieme salutiamo i nostri amici ascoltatori. Ciao a tutti. Ciao. E benvenuti a questa trasmissione. Cosa dici Anna? Che il radicchio di Treviso è un fiore. Assolutamente, poi sono curiosa di scoprire tutti questi abbinamenti, soprattutto in periodo natalizio. E allora facciamo dire qualcosa Ma ad certamente- Armando, poi diremo la prima ricetta. Ma certamente un saluto caro a tutti quanti che ci ascoltano, e poi adesso alle feste così natalizie, che siamo già in questa festa natalizia, che meglio di presentare a tavola per tutto il percorso di Natale quel fiore che si mangia, che è il radicchio rosso di Treviso. Non in parliamo perché so che vederlo è un paradiso, sto benedetto radicchio rosso di Treviso. Fa rima, E dopo fa rima, ricordate bello. che non è mangiar pisan del radicio trevisan. Ricordati. Vedi, è poesia, Anna, è poesia. E poi che dire, prendere quella rosa di Castelfranco, che a vederla variegata così esprime dolcezza, esprime emozioni già in anticipo prima di mangiare. Quindi la ricetta di questo sabato, amiche, carta e penna, che poi andate a prendere gli ingredienti. E lo facciamo noi? beh, Facciamo certo. io e Anna? Beh. Anzi, lo fa Anna. Anna, la Oggi- ricetta. Allora, oggi Armando vi presenterà la tartare di branzino adagiata sulla rosa di Castelfranco. Ma vai, Bene, vai, bene, Armando, bene, vai. bene. Allora, dovete trovarvi il vostro pescatore di fiducia, dove andate sempre a prendere il pesce, e lì vi fate preparare 200 grammi di branzino pulito e tagliato a modo di tartare a punta di coltello, che poi questo viene messo a battere
su un abbattitore per tutta la notte a 40 gradi sotto zero. Cioè lo fate abbattere dal vostro fornitore, naturalmente. Sì, perché tu a casa non puoi avere Certo, queste non puoi. attrezzature. Dopodiché, ovviamente, il mattino lo togliete già il pescatore te lo prepara, sì, il negozio, lo togliete dall'abbattitore, ve lo prepara e voi fate altro che unire a questo tartar di branzino, unire un sentore di olio e limone che vi fa da condimento a questo branzino, unire leggermente un po' di pepe e sale, poco, arricchirlo con dei chicchi di melograno, perché il melograno deve essere presente nelle tavole di Natale, perché porta bene. Quindi la presenza del melograno è sempre ben gradita perché porta fortuna, porta bene. E quindi il melograno e poi la fantasia di esprimere quelle foglie di radicchio di Castelfranco, quell'arrodo di Castelfranco che può essere adagiato questo branzino nella foglia del radicchio di Castelfranco e cibare, mangiarla assieme al tartare. Io invece vi ho preparato tutto tagliato a julienne, sottile, 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 che è un'eleganza nelle papille gustative, che quando, diciamo così, mangiate questo tartare di branzino, lo arricchite con il dolce amaro del radicchio. E, che dire, gustatelo perché Ma è una cosa meravigliosa. adesso chiediamo ad Anna che vino abbinerebbe Sì, questo è importante. a questo piatto stupendo. Allora, a questo piatto abbinerei un prosecco col fondo. Questo qui. qua. Eccolo Questo qui. qua lo mostriamo solo perché Certo. è speciale. Questo qui è un prosecco con il fondo, quindi la seconda fermentazione finisce in bottiglia e non vi è sappatura. Questo fa sì che vi sia un residuo zuccherino pari allo 0 circa, quindi va a contrastare quella dolcezza del pesce. L'effervescenza ci pulirà bene la bocca e poi penso sia anche molto bello da vedere, potrebbe essere un ottimo regalo di Natale. Anche questo packaging tutto incartato. Una particolarità di questo prodotto è che le uve provengono solo da un vigneto e ogni bottiglia ha il proprio numero, per indicare anche che Molto questo importante, prodotto sì. è limitato. Certo che questo vino che tu presenti, che è un prosecco fatto in un modo particolare, è importante per questo piatto, perché abbiamo bisogno proprio di un prosecco che ha il fondo, tu me lo insegni, no, quando che tu magna, ti sgrassa, ti pulisce il palato, che è importantissimo, e ti invita a riassaggiare questo tartare. E poi anche una tradizione del nostro territorio, i nostri nonni hanno beh, iniziato certo. con il prosecco col Ma fondo. mi spieghi quest'ape? Quest'ape sta a indicare il sistema di qualità nazionale e protezione integrata. Questo perché noi in vigneto seguiamo questo protocollo dove gli interventi vengono fatti al minimo e poi abbiamo messo anche delle vere e proprie api in vigneto che vanno a difendere l'ecosistema vigneto allontanando gli altri insetti che potrebbero appunto Certo. danneggiare il vigneto. Beh, che dire, dopo una spiegazione così sapiente, noi non potremo fare altro che salutare i nostri ascoltatori, Certo. dare appuntamento per la prossima puntata. Grazie Anna, grazie Armando. Grazie a voi. E augurarvi un buon appetito ed un buon sabato preparando queste ricette che vi suggeriamo. Ciao, Ciao a arrivederci, tutti. ciao a tutti. Ciao. In collaborazione con